Ben agattaus a tutti su 29 di agosto, torniamo con su settimo appuntamento con una intre su conto e ora facciamo del mondo dell'immigrazione. Siamo in aeroporto di Castello, in un luogo bello meda, in no che l'aeroporto ha preferito fare una libreria. Pensate, chi è partito e chi arriva da potete agattare libero, potete agattare un momento così a durare sezzido, a leggere, a pensare, prima di esiliare Zaire. Questa è una cosa bella meta ed è importo che anche tu fare so che sono gestite bene l'aeroporto di Castello. Andiamo a tenere ospiti che sono in tutto il mondo. Partiamo con Tonino Mulas, che è originario della zona est della Sardegna, e a narrare Tonino Mulas è a narrare Fasi, che è il socio che si le racconta dei sardos che sono in giro per tutta Italia e che danno in circolo in tutta Italia. Buonadì Tonino, ben agattato. Buonasera a te, E grazie. tanto, è finita quasi sistiera, che siamo sul 29 di agosto, o canno pure, su problema che abbiamo stento e bistavo sempre su solito. Aereo, se naves, problema sa chi non siamo su combattendo da anni e ancora non teniamo risposta, se non tenete voi sì, chi sa prima cosa che il primo ruolo che tenete ogni anno è come te fare a tornare a bida ostra e a tornare a partire poi salbida sino a estate. Hanno esperus puruga, tutti i disterrados, tutta la gente di a che tornare e di a che tornare dopo che 8 mesi di sofferenza, questa vesta niedda che hanno finia, e quindi di a che tornare a una vita normale, a tornare a vivere, insomma. E non si può vedere. Sul disterrao non può tornare. Medasa non può tornare. Caso spesso sono troppo alto, che nel medio, spesso in particolare de sorbillette de sanale. Questa è la prima questione. Pare quasi che la scompanzia di navigazione sia una torrasa a fare cartello, una rammo, no? Dopo calcando le concorrenze di guerra, per Galo la guerra è Tirrenia, per Galo sulla questione del suo fallimento, però mai commenta quest'anno da chi vanno da questa banda abbiamo visto un ammeramento de sorbillette in arto, una, non disco si bade un accordo narammo su contra Lezze, che è contra Lezze, possa autorità della concorrenza. Ma la tentazione di sicuro best. Adesso che mi sono spantato meta che questa compagnia sa pigian dinari da Stato per poter fare questo suchinare una continuità territoriale. Tanto puite. Ma intanto che ritornare che questa questione è più grave, forse, o canno, non solo usiamo una rausa pandemia, ma vedi che sono studiando un modello nuovo di continuità che non sconvince. Este va a pericolo che sia da peuso della precedente. Non solo hanno già deciso, orientalmente scusso, di decolare dai 7 trattas a 3 trattas e hanno deciso di diminuire dai 43 milioni, da 52 milioni a 40 milioni, che hanno a diminuire a lui su 3 anni so benidores. E chi te che nare questo? Te che nare chi debbiano studiare un modello nuovo e questo modello in un momento in cui in Europa, in particolare in Italia, che sul recovery plan, ha narammo su dinare mera de poter spendere per mezzorare queste cose, per mezzorare sugli strumenti di servizio, no? In particolare questo è un strumento di servizio, non posso ser migrare, ma posso sardo. Ebbene, teneriamo dunque, nariamo che in questo momento diminuire le possibilità, che diminuire le strattas e diminuire su tanti stanziati, su tanti posti
può realizzare questa continuità. E quindi non è solo una preoccupazione di quest'anno, è una preoccupazione che non solo da tutti i emigrados, noi abbiamo emigrados europeos, abbiamo la gente che ha da Germania, da Svizzera, da Savranza e come vedi da Spagna, vieni di macchina, chi è prima là, no? Chi è i sorfizzi, chi sono nepotesi. E quindi la questione non è solo di questi emigrados, su chi cherzo narrare, è di Sardegna, è del governo di Sardegna, che Sardegna in questo momento non ha voce in capitolo, non è interpellare, non è scurtare. E quindi questa è una questione grave, che commenta esatta la continuità della schia su 2002, noi stiamo allegando di una questione che interessa da 7-8 anni venidores. E quindi questa cosa è una cosa importante, è una cosa grave. Inogende rischiano di non tornare sui emigrados, ma gente che non spediscono biglietti sul circolo e chi non narra che non veni esplicitamente non narra e chi narra che si chiede ben de Sadommo, un Sadommo che si è fatto che mille sacrifici. E questo è grave, questo è su un minzu di una possibile crisi in Aramus antropologica grave che è su distacco che intesa come non bestistau fra sos emigrados e sa del rissoro. E questa è la questione più grave. Compresa e ti ringrazio per la nata gai bene. Ti dimando prima di salutare Savasi, amulato su Sozio che rappresenta tutti i emigrados. Narami come te sta andando, quali sono i progetti suoi, sposo anni invenientes. Ma abbiamo sofferto un mega, abbiamo usato più per i perdita grave di amigos che nos hanno lasciato in circoli importanti. Sul circolo sono stati sposalezze, con Zaus, con Meta Tempus. Abbiamo fatto qualche cosa, narramo online, a distanza, come si narra. Ma non è la propria cosa della vita sociale, di quando la gente si può vivere, si può zoviare, e può discutere tutti pari e può decidere tutti pari che te hanno. Però speriamo che sia colande. C'è un osservatorio che è scusso di sorbillettes, che abbiamo sorbillettes prodotti sul circolo di Sossardo, 70 circoli di Sossardo e 30 che abbiamo iscritti. Noi facciamo 30-40 mezza persone che chiedono in Sardegna ogni anno. E questa è una cosa importante, possa basica. È un rapporto importante sul territorio, è un rapporto importante che sono soci e che in tutta la comunità del Sossardo. Noi siamo stati un per noi, come Eurotarget Viaggi e come sezione naramo de Savasi del suo trasporto. Però abbiamo tornato a cominciare e abbiamo una speranza di andare in Medaene quest'anno, che in maggio e questo mese veri di Lampadas abbiamo tornato a cominciare a servire lo socio del circolo e quindi abbiamo visto dai gusti che va una richiesta manna di tornare in Sardegna, ma manna vero. Questa è una fortuna, come va una richiesta manna veri ovviamente del suo turismo. È un male, quindi questi prezzi sono un male per il turismo, sono un male per i emigrados, per i disterrados, sono un male per i sardos, per la regione che narrava innanzi, che non va a prevedere cose belle in suo futuro, in questa continuità territoriale nuova che sono disinnante. Grazie a Tonino Mulas, come diciamo a Giovanni Piras al secolo Gioe Bastardi, che è un artista, un regista, e lo colleghiamo da Roma. Salute Gio. Saluri. Commentista, Sassora, abbiamo dato con Tonino del suo problema del trasporto, abbiamo dato di come sta andando Savasi. Naro, invece domando a te, poi uno che fa che su mestiere do, a si andare fuori da Sardegna è un'opportunità, ma penso che in su tribaglio che fa, che se su è saldo e su è aeree creschi tu in Sardegna
ti azzua e ti diede un'ispirazione, si narra in italiano, pure proprio di fare s'impreudo, te ne naras. E sta aici, Deus nasce in Fiumini Maggiori, e se nasce e pesau in e su chi non ha pudentu, quando vi appittiu, da puccicau a forza sa Sardegna pustisi. Non sa come ti via sanarendi, sa Sardegna mi dona gusto, una specie mancanza che ha più preni a forza. E chi mari in un certo senso mari donau andare in cui camminare. Desde tua, binda Parizzo, sardos, bravos, che si sono facendo, che lo conoscono non solo in Sardegna, non solo in Italia, ma vinza è fuori dal bid nostra. E tu che sei un tempus che bosada quasi azzuato, bosada ispirato a poter narrare, che sa Sardegna è beia di scrittore, beia da cantante, ma da generazione tua, va pure bravos che a tie, che vanno su tribaglio su cinema. Io penso che questo è su tempo de questa narrazione in video, narausu. Nosu, Zesu pesausu, castiendi sa televisione sul cinema. Questo sari donau una sorta de arrasto, narausu, non su una rosaici in Flumini. E per noi è molto importante contare contusu imperendi immagini, non scetti sa scrittura. È una maniera no o come una maniera di sa contemporaneità sa de pensare sul mondo non scetti imperendi sparaulas, ma puro s'immaginazione e immagini sicuro. In questa temporada, in questo tempo, siete preparando voi come e poi su tempo imbeniente, quale travaglio se facinde? Moi tengo este appena finito su festival che dirigo, Sandaras, che varios in Flumini in su mese a Giovasa. E noi siamo iniziando a preparare il suo primo film, lungo, che è un thriller che ha fatto girare in Barbagia e in Germania. E Ducas ti ha fatto mezz'ora, sono mezzo augurio per poter andare bene, non sto a ragattare mancare in no che ponde fai dare di questo film che è pronto. Grazie a Giovanni, che su quelli che da Roma, e come intendimmo a Alessandra Porcu, che è in Germania. Buonasera Alessandra. Saluti a tutti. E tanto, dunque, abbiamo dato con due saldos che a noi che sono in Italia, come tu sai prima, chi non fa data da fuori dall'Italia, e dunque, la prima cosa che ti narro è scusa. Po' una sarda o un sardo che vive in Germania, su tempo si è scambiato, si pensa a 30 anni scomo, a 40 anni scomo, che da mia pure si partia da fare i suoi operai in sal fabbrica se basta, non si fa che adattero. E poi quando finiranno in pensione si tornano a bidda. Come tu sei di una generazione che forse si è integrata pure con tribaglios che sono diversi pure, no? Però io non sono emigrata, io sono figlia di emigrati. Io sono nascita e cresciuta in Germania, in Berlino, però posso questionare questa cosa, poiché è vero, pure i giovani che vengono in noi, lavorano una parte manager traballata in ristorazioni, in su turismo, però altri vanno in startup, grafica e altre cose, no? E dunque questa Germania pure è terra di opportunità che noi pensiamo quando si hanno da fuori da Sardegna si candano a Londra o si candano in Spagna, ma io non conosco me che a te tu sei nasci da nie, ma giovani, saldo, si agattano pure tra isol, no? Come ti funziona da poter agattare tra voi? Si funziona sul circolo o tenete un'altra maniera, un altro medio per agattare parisi?
e tenevo su circolo noi che esti giovane meda commenti non commentate su circolo dei immigrati de 50 a 60 anni a oggi, ma su circolo nostro tendi di 20 anni su. E poi questo tenevo su meda giovane su chi vendita ancora poi sta in Berlino si opportunità di poter ballare funti bello su che in altri locus poi sta difatti si c'è su turismo, su ristorazioni e mo in questo periodo è stato un pago difficile poi però come in circolo ho fatto progetti online pure e ho fatto una cosa bellissima da me poi ristoranti sardos una designer sarda ha fatto una busta take away che da un è scritto Podomo questo è sul logo su cose sul circolo e noi cosa può pappai panadas color Jones no e questo devo regalare ai sardos in Berlino che tenete in un ristorante e il bell'igeddo me da può aiutare a isso e ho pensato in questa cosa È una cosa bella meta, tenere regione. Tu tu fai dal bene su sardu, ma non sei nascito in Sardegna, tu cascare narrare chi Babudo e mamma tua hanno azuato, sono stato sardo che sono i e te vaghides, la prima cosa è salimba, ma te vaghides può fare a barrare bios, la tradizione e tutto su chi bolliga da come te saldo stende gai in fora. Deus usare dopo imparavo a manna quando tenia 20 anni su messo università online in Sarezza e in altri luoghi oppure in su circolo che stiamo usando però in moi non ci funti gente persone invece chi tu che stiamo andando bene però già sì qualcuno da questione e a volte avevo su cinema in sardu o concertus de musica che hanno cantano in lingua sarda cioè a me non mi pragica adesso una lingua museo no? C'è questo fueddo della lingua museo e poi questo a me già mi pragica fare pure servusu a undi che sono scelti in sardu o avevo presentazioni si presentata da scelti in sardu e quando traballavo in Parisi con sa università e aterus logus che imperanta linguas minoritarias no? Grazie Alessandra e spero di poter bere Gitto o in Noghe o in Germania andiamo a questionare le persone. Difatti sì, poi adesso po' 3 mesi sì, una esposizione manna in pizzo del megalitico fatta da questa regione e mi spero che adesso è una cosa bella meda poi che fai di un pago non un pago che impara da cosa in pizzo della cultura sarda pure a is berlinesi su de questa maniera, no? Grazie a Alessandra e come andiamo da Roma, da Peter Marciasa, chi ha più primo, Peter Bisese, buonadì. Ciao, ha ponato in questo mese passato, si è visto in tutte le televisioni, in tutti i giornali, che ha fatto una cosa bella meta, a mentende a Nilde Iotti, la prima femmina che ha tenuto un ruolo importante in portumano istituzionale in Italia. Itte da lasciato questo ribaglio umano e itte si spensende per la prossima volta. Ma se partiu dessa storia de una delle più importanti femmine della politica italiana, Nilde Iotti, partigiana, madri costituenti, 13 anni presidenti della Camera dei Deputati, è un personaggio importantissimo per la politica
italiana, ma poco in capo alla politica europea. Dopo raccontare con suo spirito dei suoi studenti, di questa persona che lì da studiai questa vegna, studiai tutte le cose che ha fatto, in lotta sull'emancipazione femminile, su cioè poi diritto prodotto, cioè una vegna che si è impegnata senza mai interesse su debatti sua, insomma. Ha provato un racconto, c'è la partecipazione di Paola Cortellesi, che è un'attrice importante del suo cinema italiano, e quindi andavo a mostra di Venezia e lessi in streaming in questo mese del lockdown, però in questo mese è tornando nelle sale cinematografiche e nelle arene cinematografiche. Dunque una opportunità di dopo questo mese che si serrato, insomma. E su Tribaglio su prossimo? Che l'hai iniziato? Ma stiamo facendo documentari su sempre, tento sempre un po' più del riguardo Posta Sardegna. Siamo a Roma tant'anni, su 20 anni, però mi piace sempre raccontare questa terra della Sardegna, le persone e tutto quanto. In questo momento stiamo facendo un film di animazioni tratto della storia del suo libro di Giorgio Todde, lo stato delle anime. È un film che stiamo facendo già dai 5 anni, è un film meno difficile, è di animazioni, dunque è tutto disegnato e ha coinvolto tantissime persone della Sardegna, artisti, illustratori e tant'altro. Dunque in suo coro c'è sempre questa Sardegna. Siamo a Roma, ma ogni tanto voi che hanno tempo raccontare qualcosa, la prima idea che mi viene subito è questa Sardegna. Poi domandavo prima a Giovanni Piras che la generazione nostra è stata abile, che si sta affiancata a suoi scrittori, a suoi cantanti, a suoi sardos che sono fatto sonore fino al fuori della Sardegna a rivendere e a si fare conoscere. Voi siete una generazione di questa arte il no, si gaia la spoto chiamare, che mi dà, siete tanto il diabero bravo, e questa è una cosa di importante e chissà si bada un motivo. Ma in verità non sciù che sia stato bravo su tutto canto che si è venuto se punti valenti che lingua cosa. Secondo me è stata un'opportunità, è un'opportunità che secondo me è stata una nostra terra, questa Sardegna. Poi da sono partito in Gu, dunque sono partito a Roma a 20 anni, però con un bagaglio già in meta votti del cinema, grazie a questa partecipazione con questa cineteca, con questa università, con questa scuola. Dunque, poi giustamente uno si forma con suo tempo, con questa scuola, con questa esperienza, però secondo me la Sardegna è un luogo molto importante per questa cultura, per queste arti visive e tant'altro. Non a caso tantissimi piccioccas appunti sperimentando, traballando sul settore del cinema, del teatro, della musica. C'è un grande fermento, questo fa ben sperare posso tempo su venditore, insomma. Grazie a Pili. Come saludamos e come siamo con Alessandra Pili, che è collegata da Scozia, da Glasgow. Buonasera Alessandra. Buonasera, ciao. Ciao. E dunque, se ti sei andata, chi fosse una visetta, è come se il mamma in Glasgow,
Narami, ma poi te di casa sei andata e poi te asseverato proprio in Scozia. Invece di noi, Anthony, sa verità. No, apu studiavo in noi che tenemos 22 años y, y Glasgow es un luogo post Erasmus, no? E mi fermo a cattare a meda bene. È una città di muy meta, non manna meta e chiesti prena de vita. E quando abbiamo acabato di studiare in Castello, volia continuare a studiare nella Università di Glasgow e però ho cambiato e sorrimia con il mio pianta in noi e ho cambiato vetto una caffetteria sarda e sei anni sono passati a dice e abbiamo traballato meda bene e abbiamo commentato Nicola si sono portato su Sardegna in su coro e da abbiamo fatto conoscere in Glasgow che fu una cosa molto nuova. Ti via domandare, dunque se il bene a Sorretuapuru con Naudopuru, ad esabelto un locale in UE su S Sardo si conoschiada, ma su Sardo e si scozzesi in qualche maniera si assimizzano o sono due popoli completamente diversi? No, sta in Billanta a meta. E non è solo sta questione dell'indipendenza, che sono un po' metasa in noi pure, è proprio sa cultura e poi un po' di si incontrare medas cosas che tenemos in comune. E solo come è organizzata la Scozia e come la Sardegna, che tiene una zona muy interna y una zona de costas y las tradiciones se diferencian mucho. Ma pensavo mai si chiede a barrare tutta la vita in Scozia o si dia scherrere prima o poi tornare in Sardegna pure? No, tornare in Sardegna è una cosa che tiene uso. Y noi uso cerrado esa cafetería y se intentando de encontrar un trabalho que mi permita de tornare a domo con come trabalhar in su digitali. Questa vita la tenemos in noi, però toda essa famiglia è in Sardegna. Grazie Alessandra, sei stata brava meda e non olvidiamo luego. Che la cerramos con Giancarlo Palermo, chi è originario di Desulu, e chi è stato però 20 anni e più in Bologna e tiene esperienza di sozio sardo in Bologna, in un sozio sardo è stato sempre forte. Buonadì Giancarlo. Salute Anthony, buonadì. Grazie per essere in noghe. Mi interessa di domandare, in questo tanto anni che ha fatto in Bologna, commente su S Sardos o cosa posto appare e dite vagizzi il fatto è che l'estesi spirito chi guida da sul circolo Sardos o chi è sul socio Sardos o chi si pone in pari che hanno suni a Dane da in noghe. Io sono partito in su 99-2000 a Bologna e da subito iniziavo a organizzare concerti con Sassozio prima di Bologna e a posti questo primo concerto ho diventato coordinatore culturale Sassozio e poi presidente. E poi ho iniziato tutto un processo di organizzazione di eventi e sono arrivato a organizzare grazie a Savasi e Tonino, che è il nuovo ospite. Sono mega contento di incontrare online in lavoro e grazie a Issu, a Savasi ho fatto cose mega mannas e mega bellas.
Ho fatto festival dedicato alla musica sarda. In tutto quest'anno, sempre in collaborazione con Sassozio de Savasi e pure Guddos Europeo e Savasi stessa, ho collaborato con più di 100 band e artisti e musicisti sardi, per suo preciso 109. Ed è meda cosa. Ho fatto un festival in Bologna, festival in Venezia, festival in Berlino in collaborazione con Alexandra e Sassozio de Berlino. Dunque sono vincias a Berlino con un musicista e ha organizzato decine e decine di tour in Italia e in Europa. Appunto su Festival Brinca, che sì, la Maiada Gasia, e ho fatto su progetto Brinca con le annarde imperativo salta Brinca. E poi ho fatto Sassozio Brincamus, che ha avuto Brincaus dotto in pare, con sede in Desulo, sempre in collaborazione con Safasi e Sassozio Sardoso. Ho fatto un'altra manifestazione meda bella che fu su zona della Sardegna, che si sviluppa in su periodo su Saddie della Sardegna, in cui ho esportato prude de grupos musicales e ho fatto una sorta di invasione in tutta la penisola con un mega manno evento in Bologna e dovuto commente musicista principale è Salmo. E l'ultima manifestazione che ho fatto con Savasi fu di musica in circolo. È stato l'ultimo progetto che ho fatto con Savasi e questo progetto Guru può abbattere le spese del viaggio per i musicisti che dovranno al discorso del trasporto, aereo, eccetera. Un problema a mano con chi zona in Sardegna è a si spostare in penisola, voi te dovuti tutte queste spese. E in Sardegna teneusu, come tenaiante esatto, con su cinema, in musica teneusu eccellenza, gruppo so meda, bravo, so musicista di primo livello, che si meritano di essere sconnotos a Forza, sono confini della Sardegna, in tutta Italia, in Europa e in sul mondo puro. E questo è stato tutto questo processo, tutta questa manifestazione, dojo a ripetere, merito dessa collaborazione, dessa vasi, poi chi non deve vasi, e Tonino e noi, Alexandra, il presidente di tutto il circolo, dottor Sarrette, tutta questa forza posta in Parisi, nuda di tutto gusto che ha organizzato ad essere successo. Grazie a Giancarlo, dunque grazie a Giancarlo, dunque ha dimostrato che non solo folk, non solo tradizione, ma in sa modernità e in sa musica a tempo deo e sa Sardegna si può dare spettacolo, può essere desasprima spuru faghinde fuori della Sardegna. Grazie a Giancarlo che ha mostrato come la musica sarda di LDOE non solo è tradizione, non solo il folk, ma si può fare rabbiare bella meta in tutto il mercato del mondo. Buon saluto con suo in festa dall'aeroporto di Castello, un luogo bello meta che nos ha ospitato la puntata de disterrados. Nos vamos a tornare a biere su mese che intrada su 26 de Capitanni che andiamo a fare des Albinnenna de suinu sardo ischites suinu sardo come è sconnotto non solo in Italia ma in tutto il mondo. Buonadì a tutti.